zitto, ma non dire queste cose. Censura, scemo. Da 24. Non c'è la censura, libertà totale, cazzo. Se non censuri giuro che ti impalo proprio fuori Andrà nella sigla, andrà nella sigla. Tu prometti che dopo domani vieni in radio e non ci pacchi ancora per la terza Me l'ha promesso a me e io la figa. Brava, almeno una. Almeno una con la figa. Vittorio la figa, Vuoi un bel guinzaglio? Fai wuff wuff per la tua mistress. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente De Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, sempre qua su Radio Libertà, molto barbari e poco eleganti. Qui con voi c'è sempre Gaz insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. Gaz, ti è piaciuta la sigla? Sì, voci strane devo dire, perché voci strane e gente strana soprattutto. È tornato con noi Asami Comics. È un piacere essere tornato qua, quindi dopo quasi 2 anni che ricordiamolo, sì. Asami è arrivato nella prima stagione in una delle primissime puntate, era nelle prime 10. Ancora eravamo decenti, poi era ancora una trasmissione seria. No, non è vero, non credo, però vabbè, no, anche perché mi pare che con te nella puntata abbiamo fatto direttamente il focus sui piedini, su che tipo di piede ti piace, se con l'indice lungo, se con l'indice largo. Vabbè, poi è tornato anche il buon Vittorio Le Donne, non se n'è mandato purtroppo. Gaz, ma va bene che abbiamo ascoltato degli interni proprio di Pontida dove diciamo non eri proprio lucidissimo, a parte ecco, che non ero neanche io palesemente. Comunque al di là di questo, lucidissimo, esatto, però poi... devo dire che ha guadagnato il mio rispetto con facendo il cane, abbaiando, devo dire che ma quello io lo rispetto molto neanche con io, Gaz. quindi... Si è fatto perdonare per non essere venuto alla puntata con la mistress, devo dire. Andiamo avanti. Esatto. Usciamo da una settimana scandalosa. Sì. Scandalosa, no? Perché il vero scandalo è stato aver visto Ellie Schlein al concerto di J-Ax. Molti fan ma li conosciamo senza fare nomi, però comunque erano andati a vedere il concerto di J-Ax. A una certa vedi che da retropalco esce fuori Ellie Schlein rappando proprio i pezzi di J-Ax. A quanto pare hanno fatto anche un brano insieme. E non contenta, il giorno dopo è andata una trasmissione sulla 7 col buon David Parenzo e si è messa anche lì a fare le sue strofe, a fare le sue strofe e ad annunciare che dopo la politica lei andrà a fare non la cantante, per fortuna, ma la regista. Sì. È stata molto trash come scena, perché poi ci si attacca ogni estate a Matteo Salvini che andava al Papete a ballare, però anche dall'altra parte non è che insomma... No, anzi, addirittura sul palco è salita lei con J-Ax, che tra l'altro è uno dei peggiori rapper che ci sono in Italia. Dire, dai ragazzi, su, vabbè, con tutto il rispetto, io sono cresciuto con le canzoni di J-Ax e Fedez, ma anche con... L'han fischiata tutti. Ma anche con qualche canzone di J-Ax, il bello d'essere brutti, ok, però dai, ma che artista è? Ma J-Ax è un rapper, cioè a parte la parentesi dell'articolo 31, ma J-Ax sarebbe un rapper, dai ragazzi, su. Ma a parte quello, ma tanto la cosa divertente è stata che l'hanno messa giù come una cosa improvvisata, quando in realtà poi hanno fatto vedere che la scena era già da mezz'ora che aveva l'auricolare, l'in-ear nell'orecchio, quindi è una cosa straorganizzata. Quello che stavi dicendo tu è vero, perché sono usciti un sacco di video
che facevano vedere lei sul palco che cantava, riprese in diretta. Poi hanno fatto vedere un sacco di video del pubblico, degli spettatori, e si sentivano i fischi, cioè quasi non si riusciva a sentirla cantare per i fischi che le hanno tirato tutto il pubblico. Dai, Ma quantomeno giustamente, per il cugino, Bongaz... se tu vai a un concerto della tua band preferita, dei magnifici Quozza, dei Queens of the Stone Age, e mentre stanno cantando, non so, qual è la tua canzone preferita dei Quozza? Ma potrei dirti The Vampire of Time and Memories o No One Knows, Go With The Tu Flow. immagina che mentre i Queens of the Stone Age cantano sul palco No One Knows, sale Elish Line e inizia a cantare parte della canzone. Beh, avrei un mancamento sicuramente. Come reagiresti onestamente? Cioè inizieresti a fiscarla anche tu, dai. Beh, certamente, ma per fortuna, ad esempio, per il Bongazzo non è successo al concerto dei Club Dogo, ad esempio. Infatti lo stavo pensando, infatti la battuta che volevo fare era: i Club Dogo fanno il pezzo con Elodie e J-Ax fa il pezzo con la Schlein. È anche un altro pezzo, quello con Elodie, però... e anche Elodie è un gran bel pezzo. Esatto, vabbè, basta ste battutacce, per favore. Però no, fa ridere anche J-Ax, sono cresciuto con lui, da sempre antisistema, e poi vedi che si vende con quella più all'interno del sistema, quella che segue più le tendenze, le mode. Vabbè, ma tutti i comunisti sono convinti che a loro modo sono antisistema. Ma poi in realtà però dai, almeno vabbè, si può dire che Elish Line finalmente ha riempito uno stadio. Sono buoni, finalmente son c'è bravi, riuscita. Sì, tra l'altro a proposito di artisti antisistema, a me fa ridere, ma lo so che lo fa da sempre, però a me fa ridere continuare a vedere Roger Waters, cugino. Ma Roger Waters che si crede antisistema con gli appelli pro-Palestina. Ma lo vogliamo dire che in questo momento fare gli appelli pro-Palestina è la cosa più mainstream che si possa fare in questo momento storico? Ma 40 anni fa significava essere antisistema. Ma poi fammi dire una cosa, però. Milionario che ha appena ottenuto centinaia di milioni di dollari con la vendita dei suoi pezzi, adesso si mette a fare l'ha sempre fatto, però vederlo nella sua maison fare l'antisistema con gli appelli pro Palestina, no, ma poi della la band più di sistema di tutte, cioè perché diciamo i Pink Floyd, chi li ascolta si dà quell'aria da intellettuale che vuole fare sofisticato, ma è la cazzo di band Floyd, che ascoltano tutti. No, allora, è una cazzo di band che ascoltano tutti, e diciamolo, è anche sopravvalutata. Ma no, vabbè, a me piacciono i Pink Floyd. Se io devo scegliermi di ascoltarmi tra il Banco del Mutuo Soccorso o la PFM, che salutiamo, grande band comunque, e i Pink Floyd, ma scelgo tutta la vita i primi, dai, ma non scherziamo. Assolutamente sì, assolutamente. Anzi, sì. Darwin è uno dei migliori album della storia del rock italiano, sì. No, Darwin allora, del Banco del Mutuo Soccorso. No, ma allora i Pink Floyd a me piacciono molto, soprattutto Animals, l'album Animals, The Dark Side of the Moon, The Wall, ma anche Umagamma, insomma, sono album che piacciono molto, però dai, vedere, effettivamente c'hai ragione, cugino, vedere la gente che fa i sofisticati perché ascoltano i Pink Floyd, che sono forse la band più famosa nella storia della musica, che mi fate è un po' come vedere Roger Waters, un ultramilionario di 80 anni che nella sua maison, nella sua villa gigantesca, fa gli appelli antisistema pro Palestina, cioè è una roba che non si può vedere, dai. Una roba da radical chic. Che poi Roger Waters oltre a quello, cioè, fa pure quelli pro Russia, cioè, quindi fa vedere quanto è sempre nel torto quella persona, è sempre nel torto. Settimana scorsa siamo stati criticati molto perché abbiamo messo nello stesso calderone i pro Russia, i Novax, i pro Palestina e quelli che credono alla terra piatta, ma alla fine è sempre lo stesso marasma. Vai a vedere, poi casualmente credo sono sempre dello stesso calderone, non è che è un dato di fatto, o no? No, ma guarda, non sempre, perché, come dire, non è detto che il pro-Palestina sia automaticamente filorusso, cioè magari è a favore dell'Ucraina ma per i motivi sbagliati, magari quelli lì che, come dire, si sono riscoperti difensori dell'Occidente solo perché Putin è l'amico di Salvini. Sì. Poi magari non gliene frega niente dei valori. Vabbè, diciamo da difendere. Che adesso Putin non è più l'amico di Salvini, diciamo. Anzi, probabilmente nella testa della sinistra per l'Ucraina ancora così. Comunque adesso Salvini e la Lega si dissociano da giusto Gazza. L'unico che non si dissocia è Gazzola. No, dai Gazza, cerco di portare un qualcosa, certo, ma assolutamente.
chi invade ha sempre sbagliato. Comunque ci Senza tengo se a dire senza che ma, quando che- c'erano i cori, chi non salta comunista è, il signor Gazzola non saltava, perché non Molto grave, ritenevo... molto grave. Questo è grave, questo è molto grave. No, ma c'è ragione, non saltavo perché non mi prestavo a questi giochi. Poi si è anche esagerato Il nei classico toni. comunista che vuole fare l'intellettuale, quello serio, certo, quello a mi manca- modo sai cosa? istituzionale. Mi manca solo la casa Capalbio, perché il resto... Ce l'hai in montagna sulla neve, dai, ci passi 6 mesi ma all'anno. Capalbio manca. Dai, dai. E soprattutto non ho 200.000 euro sotto la cuccia del cane, quello No, ma quello è ne un hai altro 150. da 100 e devo arrivare però a 200, perché sennò salutiamo anche gli amici della finanza che ci ascoltano Esatto. a tal proposito. Vabbè, Dai, parliamo ora di argomenti Dai, seri. cugino, questa notizia l'hai portata te e voglio che ne parli tu. Voglio che i Barba Eleganti diventino un grande spazio di libertà. Vai, cugino, perché noi leggi la difendiamo notizia e poi anche la libertà di farsi. Allora, non leggere proprio tutto il titolo, riassumi un attimo. Speed per i siti porno dal 2025. Cosa sapere? Le linee guida dell'Agcom. La notizia secondo cui l'Agcom ha stabilito che dal 2025 per accedere ai siti porno serva lo SPID è vera, ma vanno fatte delle precisazioni. È corretto che i fornitori di tali servizi dovranno assicurarsi realmente, cioè in via ufficiale tramite un'identità digitale, che gli utenti siano effettivamente maggiorenni. Ma ciò non avverrà tramite SPID, ma anche per la carta d'identità elettronica, insomma, cambia poco. Il controllo potrà insomma avvenire attraverso software installati su smartphone o PC oppure addirittura via internet. L'autorità non ha imposto alcuna particolare tecnologia per accedere ai siti hard. Però comunque si va verso il fatto che per poter entrare, per poter accedere a dei siti per adulti, bisogna in qualche modo identificarsi. Allora, prima che Suor Gaz ci interrompa con la sua morale catto comunista che ci dirà che è una cosa meravigliosa, che finalmente si salvano gli giovani dal terribile Dalla mondo del cecità. sex working, dalla cecità soprattutto, fatemi dire che questa qui è una grandissima puttanata. Questa qui è un attacco bello e buono alla libertà, perché è immorale il fatto che io debba identificarmi per potermi fare una bella e meravigliosa sega. Ma soprattutto per i giovani li vai a indirizzare verso altri contenuti come Telegram, che sono 100.000 volte più pericolosi. Assolutamente sì. In questo tavolo, a parte Suor Gaz, credo che l'abbiamo No, ma adesso seriamente parlando, cioè comunque quest'ultima parte è vera, perché su Telegram troviamo di tutto e di più. C'è il dark web, molte volte parte da lì. Io mi ricordo all'epoca c'era la Bibbia, la chiamavano, dove c'erano tutti questi contenuti che addirittura coinvolgevano anche la parte, diciamo, della pedopornografia, tutta quella parte lì. Quindi è vero che comunque una cioè proibire ancora di più questi siti, da un lato magari può avere degli effetti positivi, dall'altro invece può portare Dimmi un solo effetto positivo. non so, che magari qualcuno si rincoglionisce anche di meno, cioè volendo. Ma ci siamo passati tutti sì, vabbè, quando arrivi a una certa età, quando senti il prurito, devi farlo. Vabbè, è un discorso un po' più profondo, un po' più complicato, però comunque è vero che proibire troppo poi rischi veramente di ottenere l'effetto opposto, quindi una sorta di boomerang anche in questa situazione. È da sempre così. I nostri nonni andavano alla ricerca nei giornalai li cercavano in fumetti o in cose. Noi, i nostri genitori in cassetta, noi siamo cresciuti con, grazie a internet, alla possibilità di entrare su questi siti che comunque ti dà maggiore opportunità di catalogo. È un discorso che vale anche un po' per il resto, cioè non solo per questo ambito qua, tocca anche un po' altre cose. Però non dobbiamo fare le educande. Alla fine la fruizione di contenuti pornografici è una cosa che fa parte di tutti, della società, non dovremmo nasconderci, non dovremmo fare i puritani e dire che secondo me non si dovrebbero mettere paletti a questa cosa, non si dovrebbe vietare, perché
uno Stato che vieta queste cose diventa lo Stato etico che pensa di imporre lui la sua morale sui cittadini, e assolutamente, il buon Asami sarà d'accordo con me, ti voglio sentire la sua opinione, è una cosa assurda da Iran. Io queste cose me le aspetto in Iran o in Russia, ma anzi neanche in Russia, perché in Russia gli piace talmente tanto la figa ai russi hanno una bella che non industria, avranno. una cosa buona. Succede anche in paesi come l'Islanda, come la Danimarca. Me lo immagino nei paesi musulmani, nei paesi dei maomettiani, non me lo immagino nell'Europa. Sì, ma però, poi però in Europa c'è già, cioè ci sono alcuni paesi del nord Europa, scandinavi, dove invece Ci sono dei filtri per accedere alla pornografia. dei filtri, ma certi siti sono proprio bloccati dallo Stato. È quindi, assurdo, quindi assurdo, non è che è vergognoso. proprio, senza andare troppo lontani in Iran, no, ma il problema poi non è nemmeno la questione porno, non porno in sé. Il problema è che sì, oggi siti porno, domani lo speed per accedere ai social, perché tanto l'hanno già è vero, proposto. è vero. Vedi Calenda che su Twitter ogni giorno parla di ste robe. Quindi poi, non lo so, arriveremo in una situazione in cui proprio internet non avrà un anonimato e ti ritrovi magari la Digos sotto casa per un meme che hai postato. È vero, è vero. Assolutamente, assolutamente. Continuiamo la discussione dopo. Adesso andiamo con la prima canzone, i Rolling Stones con Live by the Sword. If you live by the sword, gonna die by the sword. If you live by the gun, you're gonna die by the gun. If you live for the knife, well, you're gonna get stabbed. Right into the law where you're gonna get nabbed. If you live for revenge, gonna feel the backlash. If you live to be cruel, gonna bite you in the ass. I'm gonna treat you right. I'm gonna treat you good. If you wanna get rich, better sit on the board. If you wanna be poor, better pay the landlord. If you're deep in the crime, you're deep in the slime. If you're living a lie, look straight in the eye. If you're locked in the jail, well, you better get free. If you're looking for love, don't go running to me. I'm gonna treat you right. I'm gonna treat you good. It's too late to say you're sorry, sorry, sorry. As soon as we'll be gone, if you live like a whore, better be hardcore. If you live by the clock, well, you're in for a shock. If you live on the food, better look up your plate. If you wanna be a fashion, well, you'll be out of date. I'm gonna treat you right. I'm gonna treat you good. I'm gonna treat you right. I'm gonna treat you Rieccoci su Radio Libertà. Bene, cosa stanno dicendo, Marco? E stavamo difendendo il diritto ad andare sui siti porno. Beh, che detto così è un po'... È una battaglia libertaria. È una battaglia di libertà, ragazzi. Viva la libertà, carajo! Esatto, viva la libertà, carajo. No, è vero, però può sembrare un argomento stupido, un argomento... Però alla fine è una cosa che riguarda l'intimità di ognuno di noi. Cioè che lo Stato o delle autorità amministrative indipendenti, quali l'Agcom, si intromettano
su qualcosa che riguarda la nostra sfera intima, dei nostri bisogni fisiologici alla fine, è una cosa da stato etico. E quindi, ripeto, io queste cose me le aspetto dall'Iran, non dalla Repubblica Italiana. O no? Va bene che siamo un paese ultra bigotto, ultra... Vabbè, lasciamo stare la parte religiosa, però questa cosa no, assolutamente no. Più che altro pensiamo che, cioè, da genitore una persona si scarica sullo Stato questo compito. Esatto. Cioè, educa tuo figlio, insegnagli a usare internet correttamente se hai paura che possa accedere a determinati siti. Però, Assolutamente cioè, fai sì. il padre, Però... fai la madre, non che lo faccia lo Stato. Sì, che poi alla fine anche secondo me, cioè, ad esempio, io dai miei genitori sono sempre stato lasciato libero, nel senso nessuno mi è mai venuto a dire non andare su questo sito, non andare su quell'altro. Ognuno fa le sue ricerche, quando arriva ai 10, 11, 12 anni si fa le sue esperienze e basta. Senza... E crescita. E crescita, no? Senza che si intrometta qualcuno, tantomeno un'autorità statale. Se proprio deve intromettersi qualcuno, dovrebbero essere i genitori, Esatto. come dice lui. O no, Gaz? A te i tuoi genitori ti hanno mai detto non andare su quei siti, se no diventi cieco? No, al di là di tutto, no, a parte che no, però comunque... Tu sei già cieco, per a parte che questo sono già porti cieco, via. sono già 4 occhi, quindi è che... No, è preoccupante questa continua tendenza dello Stato, ma non con questo governo, cioè ormai No, davanti No, è un vizio da di tutti. decenni forse, dello Stato genitore. Cioè il primo genitore è il tuo genitore, è quello che ti deve educare, la famiglia, il contesto sociale, eccetera. Poi in secondo luogo arriva lo Stato, però non può essere lo Stato a educare i figli, e diciamo anche cancellando in questo modo anche le funzioni di una famiglia, di quella che dovrebbe essere la prima educatrice, quindi prima la mamma, il papà, i nonni, eccetera. Questo è preoccupante, è una tendenza che vediamo in questo caso, come in tanti altri, che però non va bene, perché va bene che la società è in crisi oggi, però è anche vero che lo Stato dovrebbe più che altro fare in modo per agevolare le famiglie, o comunque andare incontro alle famiglie a insegnare dei valori ai propri figli, più che intervenire direttamente, come ha fatto in questo modo. Beh, diciamo per fortuna che c'è l'Argentina di Milei, che è una bella Sempre. opportunità in caso che in questo paese inizia a diventare un po' troppo liberticida su questo punto di vista. Sempre. Però, Gaz, io vorrei chiederti una cosa. Dai, dillo. Cosa è successo nella nostra amata Napoli? A Napoli la scultura che fa discutere. No, io mi fermo ogni volta che leggo, lo dico agli ascoltatori, perché ogni volta che il buon Marco tira fuori gli articoli, a mia insaputa, perché Come poi se non ne avessi mai sentito perché parlare. perché poi non li leggo in anteprima, capito? No. Quindi mi aspetto sempre una brutta sorpresa, uno scherzo, invece no. Vabbè, Prego. per adesso a Napoli la scultura che fa discutere si chiama Tu sii una cosa grande. All'alto 12 metri, il pulcinella di pesce ha suscitato curiosità e ironia. Oggi l'inaugurazione dell'opera. Nell'intervista a Rai News 24 lo scrittore napoletano De Giovanni dice: polemiche su opera non completa. È un'opera È un'opera del cazzo, ragazzi. Onestamente, sì. No, allora, fa discutere la nuova installazione che fino al 19 dicembre farà mostra di sé in Piazza Municipio a Napoli. Si tratta di Tu sii una cosa grande, opera dedicata a Napoli dallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso 6 mesi fa a New York. Ma il fatto che ha suscitato curiosità, battute e commenti non sempre battute e commenti non sempre benevoli, è la sua forma fallica dell'opera. Insomma, abbiamo quest'opera Io che invece dovrebbe voglio rappresentare... spezzare una... Aspetta. Abbiamo quest'opera che dovrebbe rappresentare l'abito di Pulcinella, un'opera alta 12 metri, e 2 cuori rossi trafitti da una freccia, che però, diciamo che se la guardiamo sembra più un fallo che un Pulcinella. Io invece voglio spezzare una lancia al signor Pesce che ha Pesce, creato... insomma, devo dire che è abbastanza che ha coerente. disegnato quest'opera, perché nell'antichità i simboli fallici, soprattutto nel mondo greco, di cui Napoli è una città fondata da coloni greci,
era un simbolo di buona fortuna, diciamo, era loro adesso hanno il corno, i corni, a Napoli prima c'erano i falli, quindi è un meno male simbolo che di ora buona ci sono i fortuna. corni. Bah, dipende, Cioè, diciamo. tu pensa alle persone che a Napoli ti fanno il giochino, ti fanno con l'incantesimo, com'è che si dice? Il rito che ti mettono il corno, il sale, che poi te lo devi buttare dietro. Pensa se al posto del corno ti dessero un fallo. Sarebbe interessante. No, sarebbe sicuramente divertente. Anche Gazzo secondo me approva, vero No, pasticcino? no, non approvo, assolutamente no, perché dovrei approvare una roba del genere. Vabbè, poi è tutto strano, poi è un mondo particolare quello là. Dai, quindi- dillo, com'è il mondo, Gaz? Si è spento qua. È un mondo al contrario. Cioè, è vero, Aspetta, non ho ancora- Gazzola, che abbiamo dei problemi tecnici. No, si sente, no, si si sente sente. bene. Non ho ok. non ho ancora detto quella frase. È un mondo al contrario, punto. Cioè, senza stare qua a Grande, l'ha girarci, a girarci troppo. Hai fatto quella cheat. No, vabbè, ragazzi, che vogliamo dire su questa scultura? Diciamo che se l'arte nel 2024 è ridotta a questo, ragazzi. Sì, ma è proprio una metafora dello stato dell'arte e della cultura in Italia. Esatto. Quando campi di finanziamenti pubblici, questi sono i risultati, Giusto, perché giusto, per questa roba sono stati spesi soldi pubblici. Ah sì? Sono stati Sì, spesi soldi pubblici? sì. Questo non lo sapevo. Ogni tanto escono fuori dei, dei Sì, finanziamenti vabbè, pubblici a ma caso. ogni cosa, Tipo quindi... pop music. Tipo Pop Music, esatto, anche quello. Pop Music ne abbiamo parlato, ma io ne parlerei tutte le settimane, perché ogni settimana che passa su Pop Music escono delle robe ancora più sconcertanti, ancora più inquietanti. Fammi dire una cosa, però, ho visto qualche video che parlava di pop music e lo paragonavano ad Adrian, la serie evento. È vero. Spero che voi vi Però, ricordiate quel piccola gemma del trash. Assolutamente. Celentano, Infatti, Celentano è sparito da allora. Non si è più Infatti, fatto quello che vedere. voglio dire è: non permettetevi mai più a toccarmi quella perla del trash, perché quella lì Adoro, è una adoro. perla del trash. No, Adrian non si tocca. È talmente brutto che fa il giro da diventare un capolavoro, quindi non si può toccare. Tra l'altro, Pop Music è stato finanziato con i soldi pubblici. Adrian è stato prodotto in Corea del Nord. Quindi, Prodotto in Corea- soldi alla Corea del Nord. con cioè, quella roba. meraviglioso. No, Celentano. Probabilmente e soprattutto Adrian non si c'è la tocca. mano del dottor Razzi che avrà Ecco. che ha fatto l'intercessione. Grande senatore. Grande. No, comunque, ragazzi, a sto punto, come direi che possiamo dire, Gaetano Pesce, tu sei una cosa grande. Grazie. Io alzo le mani perché dopo questa battuta Strano, me l'aspettavo mi hai da anche- te, Gaz, esatto, una mi ha battuta anche del superato, genere. solo mi ha spiazzato, mi ha anche superato, quindi grande Marco, grande veramente. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Allora, vogliamo continuare? Così o così? Come vogliamo andare? Dai, torniamo seri. Così- Torniamo seri. Allora, Greta Thunberg in Kefia, se si dice così. Diktat agli ecoattivisti: dovete lottare per la Palestina. Manifestate per il clima, ma anche per la Palestina. Greta Thunberg riposiziona il movimento Fridays for Future con le istanze del momento. L'attivista svedese ha sfilato a Milano nel corteo con partenza da Largo Cairoli, sfoggiando una keffiyeh e chiedendo non solo giustizia climatica, ma anche per sostenere la causa palestinese. Stop genocide, stop ecocide, si legge su uno striscione in testa al corteo. Insomma, Greta Thunberg ha detto: se lottate per il clima, se sostenete la causa climatica, non potete non sostenere la causa palestinese. Carissimi, a voi i commenti. Diciamo che l'unico genocidio è quello dei neuroni di queste persone. Giusto, assolutamente. Però almeno ci vedo un po' di coerenza. Perché, diciamo, queste idee folli, green, ultraambientaliste, che alla fine sono movimenti che sono contro la modernità, il nostro stile di vita. E quindi non c'è da sorprendersi se per loro è preferibile lo stile di vita arretrato dei fondamentalisti islamici. Assolutamente. È coerente. Cugino, cosa ti devo dire? Innanzitutto Giuseppe ha già detto, insomma, più o meno quello che è anche il mio pensiero, cioè questo qui è un
da sempre sono quelli di Fridays for Future, odiano l'Occidente, odiano la modernità, odiano lo sviluppo tecnologico e giustamente prediligono, insomma, Assolutamente. il- Poi quando dici sono contro lo sviluppo tecnologico, ti riferirei sicuramente anche a quando Greta Thunberg si è schierata contro il nucleare, perché vogliamo ripetere anche certo. quello, che vogliono fare gli ambientalisti, ma contro il nucleare, che è la roba più antiscientifica che si possa fare nel 2024. No, la cosa che mi ha stupito, diciamo, in queste ultime settimane è vedere quanta gente che veramente ha tastato con mano quello che sono queste schifose dittature islamiste è sceso in piazza per festeggiare, perché non ne può più di questa gente qui. Quando è morto Nasrallah, sono andati a festeggiare in Iran, in Siria, in Libano, perché non ne possono più di questi dittatori schifosi, mentre qui in Occidente, nelle nostre università soprattutto, Col benessere del col capitalismo, benessere possiamo del dirlo. capitalismo, ma quante volte abbiamo raccontato di occupazioni all'università, lotte ridicole quando hanno attaccato Parenzo e non l'hanno fatto parlare. Certo. Questo è vogliamo citare il buon Gaz, è proprio un mondo al contrario, cioè dove Non è proprio una citazione di Gaz, però. dove Gaz. O vai, se volevi no, vai, continuare. fai parlare il pasticcino. Vabbè, e che devo dire? No, siamo sempre lì, cioè è un mondo al contrario, l'abbiamo detto. Ma poi su di loro abbiamo speso puntate e puntate a parlare, a insultarli praticamente, perché io mi ricordo anche tutti i disagi che hanno provocato qua a Milano, tra bloccare strade, ambulanze, eccetera, quindi potremmo veramente scriverne dei libri su questi cretini. È chiaro che però allo stesso tempo la loro capa ha delle idee abbastanza confuse, perché ci tiene l'ambiente però è contro il nucleare, come se il nucleare fosse qualcosa di inquinante, tanto vale andare avanti con il carbone, con tutte quelle industrie La che già- Germania insegna. Esatto, il carbone a cui piace la sua verdissima Germania, dove governano i verdi, e infatti spengono centrali nucleari di anno in anno. Esatto, lamentano dell'uso dell'auto, le auto non possono circolare, l'Euro 4, l'Euro 5, l'Euro 6, eccetera, e poi vedi l'industria dell'automotive che va a picco con l'elettrico, produzioni che stanno saltando, posti di lavoro che stanno saltando, quindi son degli idioti, perché poi con tutte queste politiche ambientaliste folli perché poi alla fine caratterizzano anche un po' l'Unione Europea, la Commissione Europea, il lavoro che ha portato avanti finora in questo ambiente. È chiaro che poi, tornando nel mondo reale, i risultati in concreto si vedono e lo vediamo oggi, tutto il caso di Stellantis che fa saltare i posti di lavoro. Certo. Lo vediamo in Germania, in Belgio, dove ci sono interi stabilimenti di case produttrici tedesche, ovviamente mi riferisco alle case automobilistiche, che chiudono interi stabilimenti facendo saltare posti di lavoro. Quindi un Guarda, conto poi se posso permettermi di intromettermi, allora io non sono contro il chiudere stabilimenti, anche licenziare i dipendenti, non sono contro, perché in un paese con il libero mercato, se un'azienda non ritiene più di dover produrre una certa cosa in un certo modo, in un certo posto, pagando determinate persone in un certo modo, deve essere libera di farlo, chiaramente rispettando tutti i diritti dei lavoratori, come la buona uscita, il TFR, ok, il preavviso è ok. Quindi io non sono contro la chiusura degli stabilimenti e il licenziamento. Mi rode un po' quando questi licenziamenti derivano da delle scelte che non arrivano dal mercato e dalle scelte dei consumatori, ma da delle imposizioni che arrivano all'alto da organizzazioni come l'Unione Europea, perché nessuno ha detto alle aziende che devono chiudere gli stabilimenti perché non venderanno più auto con motore a combustione. È una cosa che è stata imposta dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Quindi questo non è, cioè non vengono chiusi degli stabilimenti, adesso non so se questa cosa è collegata, probabilmente no, però mi intrometto nel discorso. Se questa cosa riguarda un'esigenza di mercato, non riguarda un'esigenza di mercato, riguarda un'esigenza politica, puramente politica, o no? assolutamente.
assolutamente vero, cioè nasce dalla Commissione Europea, il risultato poi l'abbiam visto non solo in Italia, perché poi quello che sta facendo, col caso Stellantis è veramente vergognoso. Dopo anni e anni di soldi pubblici, uno decide di chiudere, di mandare all'aria, migliaia di posti di lavoro e un'industria storica come quella, italiana, è tutto discutibile, ma anche, in Germania, come dicevo prima, in Belgio, dove ci sono interi stabilimenti che per colpa di certe politiche folli, saltano, perché poi la gente non va a comprare l'elettrico, sia per i soldi ma anche per la Ma no, ma la convenienza. gente deve essere libera di comprare l'elettrico, però l'elettrico è una cosa che riguarda una piccola fetta di popolazione che non deve fare, che lavora nelle città dove ci sono tante colonnine, tante possibilità, e soprattutto che non deve fare viaggi di lunga distanza. Quindi non lo può imporre a tutta Italia. Comunque ci siamo dilungati, perché in realtà 6 minuti fa dovevamo andare con la seconda canzone. Ci andiamo adesso, Screaming Trees con Nearly Lost You. Did you hear the distant cry calling me back to myself? Like the one you knew before, calling me back once again. I nearly lost you there, and it's taken us somewhere. I nearly lost you there. Let's try to sleep now. Drag me far enough to know I'm blind every mile that you burn. There's a rider that's falling in. It's clear there's no time to return. I nearly lost you there, and it's taken us somewhere. I nearly lost you there. Let's try to see now. Did you hear the distant line calling me back to myself? Rieccoci con i Barbari Eleganti su Radio Libertà con Screaming Trees, Nearly Lost You, canzone scelta ovviamente dal cugino. Dopo avremo la canzone scelta dal buon Asami, ottimo. E quindi nulla, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare con l'audio di Scogna? Magari lo velocizziamo un po', perché vabbè, intanto teniamo il microfono aperto per commentare. Gaz, tu che sei rimasto senza cuffia, cerca di ascoltare dalla mia, tanto io lo conosco già. Molto attentamente. Allora. Buonasera a tutti. Durante questo weekend mi sono messo a cercare delle cose su Amazon, ecco, e ho trovato un prodotto bellissimo, ecco, ovvero una lampada a forma di morte nera. Ora, non starò qui a spiegarvi che cos'è la morte nera. Se non sapete che cosa sia, avete un problema. Il punto qual è? È che guardando le specifiche del prodotto ho visto che come lampada valeva poco, cioè la sua
capacità di illuminazione era molto scarsa. Sì, ma chi Quindi se ne frega? questo prodotto è un prodotto molto bello, molto figo, ma come lampada valeva poco. Ecco, lo stesso paragone lo si può fare per l'Unione Europea. Era una L'Unione Europea metafora. è un progetto molto figo, molto bello. Coloro che l'hanno pensato, coloro che hanno messo i pilastri dell'Unione Europea sono dei luminari. Nel senso, degli i padri illuminati, fondatori come dell'Unione direbbe Europea vanno portati sul palmo di mano. Il problema cos'è? Il problema è che ad oggi l'Unione Europea è diventato un ente inutile e dannoso per i paesi che fanno parte dell'Unione. Perché vi dico questo? Se avete visto, nello scorso weekend, un'azienda aerospaziale privata americana, SpaceX, è riuscita a far partire un razzo e farlo riatterrare nello stesso punto di partenza, nella Grande torre di Elon lancio. Musk. È partito dalla torre di lancio ed è ritornato da solo ovviamente attraverso sistemi particolari, sulla torre di lancio. Quindi è riutilizzabile, è un passo in avanti in questo settore, ma è un balzo, non un passo, è un balzo in avanti in questo settore. E tutto ciò non l'ha fatto un'azienda statale, come può essere la NASA, ma l'ha fatto un'azienda privata. E questo fa capire come ci sia una grossissima differenza tra Stati Uniti e Unione Europea. Nell'Unione Europea pensiamo a normare i tappi, bloccare le auto, rendere obbligatoria la ristrutturazione di case, bloccare normale l'intelligenza artificiale, mentre negli altri, principalmente negli Stati Uniti, ma anche in altre zone del mondo, viene lasciata carta bianca. Il problema dell'Unione Europea è che è un'unione formata sulle norme e sulla burocrazia, e questa è una cosa vergognosa, perché non permette al mercato, non permette alle aziende private di crescere. Lì dove crescono le aziende private, cresce anche il benessere della popolazione che ci vive. Gli Stati Uniti continuano a crescere, è un dato di fatto. Quindi, anche ad inquinare, però... capite il marcio che c'è è un all'interno altro dell'Unione discorso. Europea? E questo è per quanto riguarda l'economia. Ma se pensiamo anche al resto, vediamo che l'Unione Europea, anche qui, è un qualcosa di completamente inutile. Parlando di politica estera, incide di più il dittatore Erdogan rispetto al Presidente della Commissione Europea. Vabbè, Vi sembra una adesso, cosa normale? A mio diplomazia. parere no. Però nei dati di fatto, quando c'è da negoziare o quando c'è uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina, chi è che ci va? Erdogan. E siamo in Europa. La cosa vergognosa è quella. L'Unione Europea vale zero. In Palestina e Israele conta qualcosa l'Unione Europea? No, non conta assolutamente nulla. Eppure quelli sono territori in cui l'egemonia europea dovrebbe farla da padrone, e invece nulla, zero. Allora, quindi questo mio intervento vuole essere un intervento profondamente critico nei confronti dell'Unione Europea. Ripeto, progetto bellissimo, ma completamente fallimentare. Se non cambia, o se, adesso la dico forte, qualcuno non pensa a distruggerla, nel prossimo futuro l'Unione Europea e i paesi che la compongono diventeranno solo e semplicemente un bellissimo museo da visitare per i cittadini di altre nazioni e di altri continenti. Buona serata. Sì, quest'ultima parte sento di condividerla, soprattutto sul fatto che se non si adeguerà finirà per diventare un grande museo delle cere per cittadini dell'Asia e americani che visiteranno l'Europa come un continente con un glorioso passato, con tanta storia, tanta cultura, ma che poi a livello geopolitico e soprattutto a livello economico non conta un beato cazzo. Signori, se volete darci la vostra opinione, ma penso che siamo tutti del parere di Scone. C'era un vecchio detto, non proprio vecchissimo, gli Stati Uniti innovano, la Cina copia, l'Europa regolamenta. Ecco. Ed è una realtà, cioè, l'Europa attualmente è in mano a persone che credono che possano dirigere, controllare ogni cosa a loro piacimento, e non si rendono conto che questa situazione sta rovinando paesi e settori privati.
Certo, certo. Cugino? Ma è molto molto interessante, soprattutto quello che riguarda ad esempio l'argomento dell'intelligenza artificiale, dove negli Stati Uniti c'è stato un boom da parte dei privati negli investimenti nell'intelligenza artificiale, sta cercando sempre più di svilupparla e di vincere questa corsa fondamentale contro le aziende cinesi, mentre qui in Europa siamo fermi al palo a dover capire quali potrebbero essere le problematiche di qualcosa che ancora noi in mano non abbiamo Certo. in minima parte. Quindi il problema è la visione che un paese si dà, cioè gli Stati Uniti si vedono sempre in avanti, sono sempre propositivi, investono, danno anche i presidenti danno anche valore al loro settore privato, non è un nemico da regolamentare o ipertassare, è qualcosa che ti può dare una mano, perché comunque Musk, collaborando con la NASA, ha portato avanti dei traguardi importanti, così come lo stanno facendo ora con Intel, che è fondamentale per i chip, Certo. settore dei chip, dato la minaccia cinesi a Taiwan, che è uno dei maggiori produttori, quindi Certo. stanno spingendo anche lì. E quindi noi invece rimaniamo sempre qui al palo, cioè si parla di cavolate, ci si scontra tra il tappi e I tappi delle bottiglie, la macchina Euro 6, Euro 5 o Le etichette, il fatto che il salame non lo puoi mangiare perché Sì, i Nutri-Score, robe del Nutri-Score genere, perché ti certo. fa più male di una sigaretta, cioè delle robe veramente No, ma assurde. allora, per carità, non è quello, non è un problema. E il problema è che Il anche problema è noi però ci stiamo regolamentare. dando la Il problema è zappa che sui poi- piedi, perché noi come Italia stiamo spingendo qualcosa che è mettere un'unica tassazione per tutti i paesi dell'Unione Europea, per andare a svantaggio di paesi come l'Olanda, che giustamente loro hanno delle poche tasse, per le aziende comunque è un mondo più Meno al contrario. più attrattivo per un'azienda aprire oggettivamente in Olanda che in Italia. E noi invece di adeguarci, quindi di a tagliare la spesa pubblica, tagliare le tasse, ridurre la burocrazia, Per raggiungere noi l'Olanda vogliamo che obbligare l'Olanda adesso- ad arrivare al nostro livello di tassazione. Questa È roba... l'invidia sociale dei comunisti. Certo. Gazza, per andare in chiusura, perché ormai abbiamo ancora pochi minuti prima della fine della puntata, vuoi leggere l'ultima notizia ancora più importante dell'Unione Europea, dei Perché la discorsi devo leggere io? geopolitici? Ma leggila tu. Perché sei il nostro pasticcino, Gazza, Assolutamente. dai, leggila tu. No, ne ho letta una io, una lui, ad Asami ospite, Asami ospite, quindi non Ho gli fa- l'immunità. non gli facciamo... Ti ho fatto anche i complimenti prima dicendo che Per sei l'outfit mi hai fatto i sei un complimenti. grande, perché Un ho grande. letto, ho letto prima la Sono notizia, un grande. quella di Napoli, quindi tocca a te. Un grande. Perché tra l'altro mi viene in mente una battuta in un film di Frank Matano sulle... che era se è di così. Frank Matano è meglio non ricordarlo. Esatto. Siamo gemelle e facciamo tutto in coppia. Ora vorremmo avere un fidanzato in comune. Il particolare desiderio delle sorelle Madison. C'è qualcosa però su cui nessuna delle due ammette eccezioni. Cugino, prima di andare con l'articolo, prima di scoprire quali sono le eccezioni, guarda la foto di queste ragazze. Guarda queste due ragazze. Sì. Saresti disposto a diventare il loro fidanzato in comune? Tu che sei assolutamente aperto alla Cugino, poligamia. lo sai quale problema c'è? Quindi ti candidi ufficialmente, cugino, possiamo dirlo. candidatura ufficiale. Candidatura ufficiale da Radio Libertà, che ringrazio per non averci ancora cancellato il programma. Candidatura autorevole da questa autorevole emittente radiofonica. Esatto, per diventare a nome di Radio Libertà il fidanzato ufficiale Esatto. di queste due gemelle, tra l'altro due bellissime ragazze, omozigote, quindi perché sono uguali. Allora, sono state abituate a condividere tutto nella loro vita, la stanza, le bambole, i vestiti. E ora che sono diventate ventenni, quindi un po' più giovani di te, ma va bene lo stesso, cugino. L'importante è sentirsi giovani dentro. Esatto. Scusate. E ora che sono diventate ventenni, il loro desiderio sarebbe quello di avere anche un fidanzato in comune. È la storia di due gemelle omozigote, Amelia e April Madison, che nonostante siano cresciute, continuano ad essere incredibilmente unite. In un'intervista a news.com, le due sorelle hanno spiegato che vorrebbero una persona speciale per soddisfare la loro richiesta altrettanto speciale. La gente dice che l'interesse delle gemelle per la stessa persona sia una stranezza, ma io e Amelia abbiamo gusti simili quasi in tutto. Ci piacciono i ragazzi alti,
come lui, muscolosi come lui, Assolutamente. tatuati come lui, Beh, sì. orgogliosamente tatuato, e belli come lui, Beh, ovviamente. direi. Ancora più importante, deve essere gentile, con i piedi per terra e con un buon senso dell'umorismo. Signori, cioè, meglio di Vittorio. C'è qualcosa, però, su cui nessuna delle due ammette eccezioni. Il nostro fidanzato potrà andare a letto solo con una di noi alla volta. E vabbè, è un piccolo difetto, ma lo si fa passare, dai. Dici che per la causa sei Ma disposto a fare sì, questo una sera una sacrificio? sera l'altra e la terza gazzola. Vabbè, è un mondo al contrario, l'abbiamo già detto. Sì. Bene, con questa possiamo chiudere Sì, perché sì, abbiamo proprio. dato. Possiamo chiudere. Asami, innanzitutto ti ringraziamo per essere tornato con noi. Ma grazie Torna a voi. quando vuoi, se vuoi dire un'ultima Assolutamente. cosa prima di andare in chiusura e andare con la canzone che hai scelto tu, ovvero Undercover, creata Sì, è appunto vero, da sì. Asami, una canzone che ha creato lui. Sì, Fatti dai, un po' di pubblicità. un po' una marchetta al mio progetto musicale Aero G, in cui faccio musica hardcore techno con influenze trance. Trance? Sì. A Vitto piacciono molto quelle influenze. Non penso, però vabbè. Benissimo ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana, vi diamo appuntamento salvo cancellazioni a settimana prossima, giusto Gaz? Signori, Come sempre, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi!